Allora, un orologio solare a doppio uso dovrebbe far fischiare le orecchie a Anselmi, perché il nome arriva da questo orologio presentato da Anselmi a un seminario nazionale a Verbania. Io non mi occupavo ancora di mnemonica allora, almeno non venivo ai seminari, ed è un orologio nella versione di Anselmi, è un orologio portatile, nel senso che è fatto, scusate, ho già fatto pasticci, è fatto di un piano che può essere mosso, deve essere mosso sul piano meridiano, quindi diretto verso sud, ed è dotato di due punti mnemonici, uno da una parte e uno dall'altra, quindi due punti che creano un'ombra, che vedete in questa immagine di sinistra, ma in questi due punti è presente anche uno specchio che è posto sul piano meridiano, che riflette la luce del sole quando il sole è dall'altra parte del piano e crea un'immagine rotonda, un volo di luce sul piano, e anche questo segna l'ora quando il sole è dall'altra parte. Questo orologio è stato presentato da Anselmi e poi è stato descritto in questo articolo che è stato pubblicato su Mnemonica Italiana numero 2. Successivamente Silvio Magnani presentò di nuovo a un seminario nazionale questo orologio, anzi in realtà sono due orologi, uno e due, che sono serviti da due punti mnemonici, che sono questi, che sono di nuovo due punti ombreggianti, ma sono anche due specchi che riflettono la luce del sole, quindi creano questo punto di luce che vedete. I due quadranti sono uguali, uno è dedicato a 2 stagioni, l'altro è dedicato alle altre 2 stagioni. Che io sappia, questo è l'unico strumento di questo tipo, a parte quello che abbiamo visto prima, che è stato realizzato. Ultimamente Arnaldi aveva pensato di realizzare un orologio di questo tipo su questa facciata di questa casa. Doveva essere di nuovo un orologio con uno specchio posto in questa posizione, che serviva sia da punto mnemonico sia da specchio. Quella che vedete è una simulazione, è un disegno, perché l'orologio poi alla fine non si è fatto, e Arnaldi ha realizzato un orologio classico. Su questo argomento Arnaldi pubblicò un articolo insieme a me su orologi solari nel 2020. Come funzionano questi orologi? Funzionano in modo molto semplice. Se c'è una parete P disposta su un piano qualunque, possibilmente non troppo lontano dal piano meridiano, ma comunque potrebbe funzionare in ogni caso, e sul punto mnemonico si mette, oltre all'elemento ombreggiante, si mette anche uno specchio, si fa sì che al mattino quando il Sole ha declinazione meno D, il Sole creerà un punto di ombra in questa posizione. Al pomeriggio, quando il Sole avrà un azimuth simmetrico, cioè più D, e quindi sarà in questa posizione, sarà lo specchio che creerà un riflesso di luce sempre nella stessa posizione del mattino. Sempre supponendo che la declinazione solare D non cambi durante la giornata, ma in effetti cambia di così poco che per un orologio non è percepibile questa variazione. Quindi su questo piano P possiamo realizzare una disposizione di linee orarie che può servire sia per il mattino che per il pomeriggio. Ad esempio qui vediamo supponiamo di avere una parete non esattamente orientata sul piano meridiano, ma declinante ad esempio di 80 gradi est. Abbiamo, qui non vedete la differenza, ma perché non c'è differenza, questo è il progetto fatto con orologi solari di un orologio classico, con un punto ombreggiante messo in una certa posizione. Questo è il quadrante che si ottiene con orologi solari mettendo uno specchio orientato esattamente sul piano meridiano nello stesso punto in cui prima avevamo messo l'elemento ombreggiante. Se prendiamo questi due disegni e li mettiamo uno sull'altro, combaciano perfettamente. Io li ho sfalsati leggermente per far vedere che sono due, non è uno solo, ma sono esattamente uguali.
Questo è vero per tutte le ore che sono simmetriche rispetto al mezzogiorno, quindi se anche io volessi fare un orologio a ore temporarie potrei ottenere lo stesso risultato. Di nuovo avrei che il quadrante diretto e il quadrante riflesso coincidono perfettamente. Quello che però forse non è immediato capire è che la stessa cosa vale anche per le ore babilonesi e le ore italiche, anche se ognuno di questi sistemi non è simmetrico rispetto a un asse verticale, quindi rispetto al piano meridiano, in realtà sono esattamente simmetrici uno rispetto all'altro. Cioè il lato sinistro di questo è esattamente uguale al lato destro dell'altro, è speculare. Quindi posso fare la stessa cosa utilizzando ore babiloniche e ore italiche. Da notare anche un'altra cosa, che se è vero che le linee orarie sono esattamente le stesse, sono speculari, ma non lo sono i numeri che le identificano. Se noi usiamo per la numerazione delle ore italiche il numero di ore che mancano al tramonto, otteniamo una specularità esatta anche nella numerazione di queste linee orarie. Ad esempio, sempre sulla stessa parete declinante 80 gradi, ci mettiamo un quadrante a ore babiloniche, un quadrante classico, e ci mettiamo un quadrante a ore italiche, numerate al contrario, otteniamo esattamente lo stesso tracciato orario con la stessa numerazione, quindi esattamente sovrapponibili una sull'altra. Però possiamo anche fare il contrario, se possiamo mettere come quadrante diretto un quadrante che segna le ore italiche e sul quadrante ore riflesse possiamo mettere le ore babiloniche e di nuovo abbiamo una perfetta sovrapposizione. Ovviamente abbiamo un tracciato orario diverso da quello che abbiamo visto prima. Allora, dopo tutta questa premessa, io ho pensato, non sapendo cosa portare a questo seminario, mi sono detto allora proviamo a realizzare uno di questi quadranti e ho approfittato di un muro che dopo vedremo, che è presente dietro il ristorante che c'è davanti alla casa dove abito. Io abito qua, questo qua è un ristorante e qui dentro su un piano c'è un muro che è più o meno sul piano meridiano e notate però che questo muro è immerso in mezzo alla vegetazione quasi, è una casa a sinistra, quindi non è l'ideale dal punto di vista dell'illuminazione, ma tant'è, non potevo mettermi a fare un muro apposta per fare questo quadrante. Questo è il muro che serviva per delimitare l'installazione di un serbatoio del gas che era qui dietro e serviva di protezione verso la casa. Il serbatoio è stato rimosso e il muro è rimasto lì per qualche anno finché non ho deciso di fare di utilizzarlo in questo modo. È declinante appunto circa 80 gradi est da una parte, 100 gradi ovest dall'altra e le dimensioni sono quelle che vedete lì. Questa è la vista dall'alto e notate la posizione dei due specchi che, come ho detto, devono stare sul piano meridiano, quindi a prescindere dalla declinazione del muro sono posti esattamente sul piano nord-sud. Questo è il progetto dei quadranti sul lato est e sul lato ovest. E notate che io ho deciso, si poteva fare come abbiamo visto in tanti modi diversi, ho deciso di mettere le linee babilonesi come linee segnate dall'ombra dell'elemento ombreggiante, le linee italiche segnate dalla luce del sole riflesse dallo specchio. Quindi questi sono i due lati del muro, lato est e lato ovest. Adesso vediamo alcune simulazioni. Naturalmente il progetto è stato fatto con orologi solari che permette molto facilmente di fare la progettazione di questi orologi e ci sono le simulazioni della parte classica dove vedete, qui vedete l'ombra di uno stilo, in realtà l'orologio non avrà uno stilo ma avrà semplicemente un punto che crea un'ombra, quindi ci sarà sempre solamente un punto gnomonico che è quello segnato in nero e da questa parte vedete il corrispondente
sullo stesso quadrante come si comporta, cosa succede alla sera. Quindi questo al mattino, a sinistra al mattino e a destra la sera. Quindi situazione all'alba corrispondente al tramonto, un'ora dopo l'alba, un'ora prima del tramonto, vedete che la posizione, come giusto che sia, è logico, la posizione del punto ombra e del punto luce sono esattamente le stesse. Così vedete 2 ore dall'alba, 2 ore dal tramonto, poi 3 ore, 4 ore, 5 ore. Vabbè, questo solo per dire che con orologi solari è facile progettare questi orologi e anche verificare il loro funzionamento e simularli. Questo è il quadrante ovest, dove è verificabile la stessa cosa, e qua sono visualizzate le simulazioni dei 2 orologi a 8 ore dall'alba, 9 ore dall'alba, che corrispondenti a 8 ore al tramonto e 9 ore che mancano al tramonto. E così via. Questi sono i 2 quadranti realizzati con le mie capacità, quindi non sono di grandi quadranti come quelli che abbiamo visto prima, che vedrete ancora dopo, però sono quadranti che funzionano. Ovviamente, questo è il quadrante girato verso est, questo è il quadrante verso ovest, questo è il motto, dall'ombra viene la luce. Poi ho pensato di mettere il simbolo dello yin e yang che rappresentano luce e ombra, il bene e il male, eccetera, che ci stava secondo me bene. Questa è una foto dove potete vedere la posizione del riflesso di luce a 3 ore dal tramonto sul quadrante girato est. Questo è un ingrandimento. Questo è il quadrante girato ovest durante il pomeriggio, e qui vedete che mancano, che sono passate 8 ore e mezza dall'alba e mancano 8 ore e mezza dal tramonto. Cioè scusate, qui questa non è, questa foto è stata fatta al mattino, questa foto è stata fatta al pomeriggio, e questa è l'indicazione dell'elemento ombreggiante, mentre invece l'indicazione dell'elemento luce sarebbe dall'altra parte, lo specchio è dall'altra parte. Questo è un primo piano dello specchio, realizzato con le mie scarse capacità. Volevo solo farvi notare ancora una cosa che può sollevare dei dubbi: il fatto che questa linea qua è la linea del tramonto, dovrebbe essere esattamente sulla linea superiore del muro, perché nel momento in cui c'è il tramonto o c'è l'alba, il raggio di luce che colpisce lo specchio non può scendere al di sotto cioè il raggio di luce che arriva allo specchio solo se lo specchio è posto a questo livello qua e non più in basso, no? Io ho messo più in basso perché tanto lì attorno ci sono colline che non danno nessun fastidio, cioè ostruiscono il sole nella prima ora del mattino, nell'ultima ora del pomeriggio e la sera, e quindi questa prima parte dell'orologio in realtà non funziona mai, quindi mi sembrava più bello tenere tutto più in basso, cosa su cui ho dei dubbi adesso, però ormai è andata così, quindi va bene così. Grazie.